L'attività casearia consisteva nel mungere e fare il formaggio. Facevamo un formaggio con 3 tipi di latte, perché qua è la zona che si presta. Questa qua era la zona che andavano al pascolo le capre, mentre le mucche rimanevano qua e le pecore si spostavano verso il Canin, in questa zona di sole dove c'è un'erba favolosa, e veniva un formaggio che dobbiamo solamente ricordarcelo, questo gusto qua. Un giorno ero qua e pensavo, ma perché non si potrebbe fare qualcosa? Perché mi dicevano i vecchi che seminavano le patate. Ma dico, provo a seminare le patate. Poi delle patate mi ricordo mio papà che metteva anche un po' d'aglio. Ho riprovato a mettere l'aglio e mi sono accorto che l'aglio qua è un aglio favoloso, dovuto all'altitudine, all'escursione termica oppure anche alla neve. Aresia si coltiva una varietà botanica particolare che è diversa dall'aglio che comunemente viene coltivato e si trova sui mercati, la cosiddetta varietà botanica Ophiooscorodon. La messa a dimora generalmente si ha in autunno, novembre generalmente in queste aree, e permette al bulbo di iniziare a prendere confidenza col suolo, dove svolgerà tutto il suo ciclo vegetativo che si conclude generalmente a luglio.